e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora la storia ormai conosce accelerazioni convulse ogni mezz'ora, blocchi di snodi energetici, scenari bellici che si incendiano e si spengono veramente ogni minuto che passa, lo scontro di civiltà che torna prepotente al centro delle dinamiche mondiali, con l'asse delle autocrazie sempre più saldato ed eterodiretto da Pechino, e l'Occidente che conosce, a nostro giudizio, in gran parte per miopia della classe dirigente europea, invece uno sfaldamento diciamo tra le due sponde dell'Atlantico, addirittura il ritorno della grande contrapposizione tra il potere temporale dell'impero e il potere spirituale del papato. Cioè, in questo momento della storia, in cui la storia torna a incendiarsi, con buona pace di Fukuyama e dei suoi nipotini che la davano per finita, ci sono poi i ritmi, i toni e ahimè anche i contenuti di Ursula von der Leyen e dell'eurocrazia, che ieri con calma, dopo settimane che si pone il tema, è arrivata a una conferenza stampa sul tema dell'energia a Bruxelles, in modo felpato, ha disquisito finalmente del punto di vista, se così vogliamo chiamarlo con eccesso di ottimismo, della Commissione europea, con una flemma, come dire, straniante dato il momento. La notizia, la ciccia, diciamo, ahimè, è tutta in negativo, ne hanno dato ampio conto i giornali, per cui Fra Ursula dice che, così come fosse bere un bicchiere d'acqua fresca, non come se parlasse del dramma quotidiano di famiglie, imprese, consumatori europei, che non ci sono le condizioni per attivare la sospensione del patto di stabilità e crescita, neanche per pensionarlo e relegarlo appunto alla pattumiera della storia, come evidentemente bisognerebbe fare a giudizio di chi vi parla, ma neanche per sospenderlo. Mentre vi parlo non ci sono le condizioni. Tuttavia la Commissione continuerà a coordinarsi tenendo in conto gli interessi europei, e un brivido ci corre lungo la schiena se la Commissione continuerà a coordinarsi, cioè continuerà a pretendere di eterodirigere dal suo ufficio di Bruxelles le politiche di tutto il continente, di paesi così diversificati, di filiere economiche così diversificati, anche di bilanci dello Stato, di politiche fiscali così diversificate. Si continua con questo abbaglio dirigista che stroncò già sul nascere la signora Thatcher, ma poi si chiude gli occhi di fronte al dato macroscopico, cioè il patto di stabilità è stato pensato in un'altra era geopolitica, storica, globale, quando sembrava che, diciamo, ed è stato anche questo un grande abbaglio, quando sembrava che il conflitto fosse rimosso dalle vicende umane, dai problemi di cui doveva occuparsi la classe dirigente, che ci si potesse dedicare perennemente alle transizioni, al libero scambio, anche con sistemi che non lo riconoscono minimamente, vedi quello cinese, che ci si potesse dedicare all'amministrazione dell'esistente e alla circolazione di merci e capitali, perché non ci sarebbero più state crisi belliche, energetiche, globali. No, invece è tornato prepotentemente ad affacciarsi appunto lo scontro di civiltà. È un'era di ritorno prepotente della politica di potenza, è un'era in cui è tornato ad essere decisivo anche l'hard power, e su questo Bruxelles balbetta. In questa era il patto di stabilità, già discutibile come ottica iperdirigista di per sé, è semplicemente anacronistico, cioè non ha più senso. E invece Ursula dice che ci mancherebbe, non ci sono le condizioni per sospenderlo, e si limita di nuovo a dare dei consigli ai Paesi membri. Si può fare di più per ridurre la domanda, perché l'energia meno costosa è ovviamente quella che non usiamo.
Grazie, Fra Ursula, ma potremmo anche tornare a vestirci di pelli, a vivere nelle caverne e a cibarci di bacche, così non consumeremo zero energia, ma dubitiamo sia un modo lucido di affrontare la crisi globale e la prosperità dei popoli europei. Siamo sempre ai soliti vecchi consigli: ridurre i consumi, ridurre la domanda, vivere meno, stare più chiusi in casa, cioè torna a affacciarsi lo spettro del lockdown energetico. Questo è il perenne richiamo della foresta della classe dirigente europea. Una classe dirigente che sarebbe ridicola per il suo scollamento dalla storia in tempi di pace, in tempi come questi diventa anche una classe dirigente oggettivamente pericolosa. Grazie a tutti, vi aspetto stasera alle 18. Tra un manifesto e lo specchio